con Nicoletta Bonomo, consigliere della FISA del Veneto, in occasione di questo meeting, delegata a relazionare su un programma intensissimo per questo 2019, con anche delle novità abbastanza curiose e sorprendenti. E adesso Sì, è il compito difficile di fare sintesi. È un compito difficilissimo perché i programmi erano e sono veramente molto molto strutturati. Tutti i dipartimenti hanno lavorato con un'intensità e una capacità anche creativa e diciamo proprio strutturale. Tutti hanno proposto non solo delle conferme dei programmi di successo degli anni passati, ma anche delle iniziative nuove. Diamo qualche dritta sulle prime cose che verranno fatte. Allora, parliamo di salto ostacoli, grandi eventi veneti, tecnici, e questo è un progetto che vede una conferma rispetto allo scorso anno e che punta all'agonismo, punta all'eccellenza dell'agonismo. E poi la creazione della Veneto Champions League, cioè la creazione di un progetto formativo per invece evidenziare i talenti emergenti della nostra regione. Quindi, Dressage è la disciplina che tra l'altro segue in prima persona, per cui il dressage è una disciplina che nella nostra regione ha tantissime eccellenze. È una disciplina che merita di avere la massima visibilità perché è spettacolare, c'è la passione e nell'ambito del dressage c'è l'evento principale è la Coppa delle Regioni, perché nella Coppa delle Regioni il Veneto si è sempre distinto con dei risultati eccezionali e quindi tutto un percorso di approccio agonistico, selezione agonistica, ma anche formativo per individuare i binomi di eccellenza e portarli e ottenere ancora i risultati che Mi ci permetto siamo di già. Un capello che sono rovina le riprese di Roberta Zorzi. Grazie, Completo. Fabio. Il completo quest'anno si pone degli obiettivi incredibili per la complessità e la ambizione di raggiungere dei risultati che evidentemente il Dipartimento si pone e si dà come target. Coppa delle Regioni, Poniadi, grandi eventi, collaborazione con il multidisciplinare, tantissime sfere. Nell'ambito formativo il Dipartimento Completo anche ha organizzato 3 stage con il tecnico Rotatori che ha fama mondiale. Grandissima fama. Gli attacchi sono anch'essi una disciplina di eccellenza. Abbiamo tra i più grandi drivers nella nostra regione e in questo programma hanno confermato gli aspetti agonistici e formativi, strutturando anche un percorso di aggiornamento per i tecnici e di formazione per i driver. Il volteggio sappiamo che nella nostra regione abbiamo la fortuna di avere la miglior volteggiatrice del mondo, quindi il volteggio è un'altra eccellenza e qui abbiamo anch'esso il programma con la Coppa delle Regioni, ma soprattutto anche un circuito internazionale di struttura, oltre a un programma formativo e di aggiornamento dei tecnici. Atleti paralimpici. Atleti paralimpici, abbiamo avuto un bellissimo intervento di Barbara Ardu che ci ha spiegato il valore e abbiamo visto un video emozionantissimo di Sara Morganti che tra l'altro abbiamo avuto il piacere, Fabio, ricordiamo di conoscere in occasione dei talk show di Fieracavalli. Il percorso paralimpico è un percorso che va al di là dell'equitazione e coinvolge la sfera anche umana e sarà inserito all'interno del campionato dressage. Prima di chiedere perché non vorrei dimenticare qualcosa, della campagna con la novità di un campionato e dell'arte legata al cavallo, dimentico qualcos'altro? No, vedo che hai ascoltato con attenzione. E allora Fabio. Queste 2 cose, perché c'è un campionato ex novo e poi c'è questa sorpresa ancora da svelare, perché a quest'ora non si è ancora detta, di arte e cavallo. Allora, partiamo dall'equitazione di campagna, un circuito a 6 tappe per un campionato equitazione di campagna, prima volta che viene proposto e sono certa che sarà di grande successo perché il dipartimento che segue questa attività è un dipartimento super attivo che sa sfornare qualunque tipo di attività a supporto della diffusione della disciplina. Ultima cosa, e questa è una
diciamo è creare un binomio che nell'arte c'è sempre, è sempre esistito ed è sempre stato sinergico, arte e cavallo. Tanto Il quelli cavallo che partecipano al convegno stanno mangiando, non sanno quello che diciamo. Diciamolo a quelli che sono a casa, cioè che succede? Guarda, io non sono autorizzata a svelare più di questo perché nel pomeriggio verrà svelato. Due cosine, un'anticipazione, una cosa piccola piccola, giusto per... Ti dico solo la parola teatro. E allora, quindi teatro spettacolo. E allora con teatro spettacolo, grazie ancora a chi si è preso la briga di raccontare tutte le discipline, diciamo, comprese non le sue. Buon proseguimento per questo meeting che davvero, data la quantità di persone, la sala è insufficiente, hanno dovuto allestire un monitor all'esterno per ospitarle e farle ascoltare, che davvero sia un bellissimo successo. Grazie a te Buon Fabio, lavoro. grazie mille.